Benvenuti alla prima lezione di tecnica. Lezioni sempre prese dal mio manuale di pianoforte e tastiere edito dalla Sonitus Edizioni. Bene, allora partiamo con lo spiegare la posizione dello sgabello, che è la cosa fondamentale. Diciamo che tra destra e sinistra deve essere al centro, quindi poggiando i piedi verso i pedali dobbiamo sentire proprio i pedali comodi davanti a noi. Possiamo anche guardare la serratura o la marca del pianoforte e quindi quella è la posizione laterale da avere. Poi abbiamo l'altezza pure è importante perché lo sgabello deve trovare un'altezza tale da avere il braccio perpendicolare all'asse della tastiera, parallelo al pavimento, diciamo, quindi il gomito alla stessa altezza della tastiera. Troppo basso non consentirebbe un movimento delle dita, o anche troppo alto un movimento delle dita adatto. Poi la distanza, non dobbiamo essere troppo distanti né troppo vicini da sentirci di tirare indietro le braccia oppure di sporgerci in avanti per raggiungerlo. Quindi poggiando le mani sui tasti dobbiamo sentire comodità, agiatezza, insomma rilassamento, soprattutto il corpo sempre rilassato, quindi raggiungere la tastiera con un certo agio. Bene, adesso parliamo proprio del primo paragrafo di questa sezione e il paragrafo si chiama cadute. Nell'illustrarvi cosa sono le cadute, diciamo prima che per qualsiasi disciplina, soprattutto anche sportiva, artistica, come appunto anche il pianoforte, lo studio insomma, di uno strumento, ma anche la danza, ad esempio, è molto importante il controllo del corpo, del proprio corpo, per ottenere dal corpo il massimo risultato possibile, il miglior risultato possibile, senza che questo però venga sottoposto a tensioni e stress continui o irrigidimenti che chiaramente provocherebbero delle infiammazioni, tendiniti, causando quindi l'interruzione di questo tipo di pratica. Quindi ottenere il massimo risultato bisogna concentrarsi sul essere rilassati il più possibile. Bene, allora il nostro corpo è formato da articolazioni, il collo, le spalle, ginocchia, gambe, braccia, polso, dita, ecco, ed è proprio su queste articolazioni che adesso noi dobbiamo concentrarci. La prima più importante all'impatto con la tastiera, quindi il primo approccio sulla tastiera, è l'articolazione del gomito, perché avendo quindi tutto rilassato, schiena dritta, mai curvi così, altrimenti potreste sentire subito stanchezza e anche problemi alla schiena, quindi schiena dritta, braccio rilassato, estensione dell'avambraccio verso l'alto e farlo andare giù senza spinta, quindi lasciando solo cadere il braccio sui tasti, appunto si chiama caduta. Che cosa avviene però una volta avuto l'impatto? Quindi portando sul braccio, facendo il rallentatore, il dito arriva sulla superficie, però non deve adagiarsi giù, deve spingere sul tasto in questo modo, quindi facendo una spinta e facendo in modo che poi tutte le altre dita rimangano a contatto con la superficie dei tasti. Quindi, come vedete, rilassamento del resto delle dita, mentre un dito, quello che ha operato la caduta, continua a premere il tasto. Ecco, quindi anche con la mano destra potete vedere da quell'altra parte, ecco, vedete? Quindi al rallentatore questo movimento è il dito che sorregge il peso. Guardate quindi lo spazio che c'è tra i tasti e il palmo della mano, è sempre famoso l'esempio di come se si avesse una pallina da tennis in mano, e quindi fare queste cadute che di volta in volta rinforzano anche il dito. Vedete per esempio con l'indice la posizione delle dita rimane arcuata, quindi tonda. Ecco. Ebbene, il numero 1 di questa sezione del paragrafo cadute si rivolge proprio a questo tipo di pratica. Allora abbiamo, come potete vedere dall'illustrazione, 4 cadute con il dito
pollice rappresentato dal numero 1 sulla nota Do, potete vedere anche quindi la teoria. 4 cadute con il dito indice numero 2 sul Re, 4 con il dito medio sul Mi, 4 con il dito anulare sul Fa e 4 con il dito mignolo sul Sol. Quindi abbiamo 1, poi il Re, vedete la posizione del dito e della mano, braccio rilassato, facciamone qualcuna anche con la mano sinistra, terzo dito. Ecco, in questo modo il dito si rinforza soprattutto sull'ultima falange, che non deve essere mai piegata in questo modo, ma sempre curva, dita sulle punte, unghie cortissime, in modo che non faccia scivolare la presa del polpastrello. Quindi in questo modo quindi si rinforzano le dita e si scarica il rilassamento attraverso il peso del braccio, che cade giù di peso, e quindi e così anche con la mano destra. Quindi si approfitta di questi esercizi di tecnica anche per leggere le prime note sia in chiave di violino che in chiave di basso. Quindi potete eseguire prima a mani separate le cadute con la mano destra, poi con quelle della mano sinistra, rispettando anche per la sinistra pollice numero 1, indice numero 2, eccetera eccetera, 3, 4 e 5. Come indicato sulle note ci sono dei numeretti che indicano appunto le dita con cui va eseguita quella pressione del tasto. In questo caso quindi caduta. Naturalmente abbiamo anche l'indicazione di tempo, 4, voi contate fino a 4 per ogni figura, anche perché poi con la teoria vedremo il valore di queste note. Quindi in questo caso ogni figura 4 accenti, 4 quarti, quindi possiamo contare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e così via. Questa cosa naturalmente verrà specificata andando avanti anche con le lezioni di teoria. Bene, fate bene questa pratica, che è importante questo approccio rilassato, senza irrigidire, senza spingere. Dovete lasciar cadere il peso del braccio una volta lanciato verso l'alto, quindi e tenete premuto 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bene, allora vi aspetto alla lezione di tecnica numero 2, alla prossima, ciao!